Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Oggi vogliamo aprire la puntata parlando di creatività, parlando di arte. Lo facciamo insieme a due menti creative che abbiamo voluto incontrare per voi. La prima che andiamo a conoscere è Federica Sutti, che è co-founder di Artists for Pride. Noi le abbiamo chiesto come è nata la sua passione per il mondo dell'illustrazione. Io non faccio grandi divisioni tra illustrazione e arte, sono sempre stata creativa, cioè a casa mi hanno nutrito portandomi alle mostre fin da piccola, alle fiere d'arte, poi ho fatto design di prodotto al Politecnico, quindi ho incanalato la mia creatività in un mondo un po' più rigoroso e di conseguenza poi lavorando nel mondo del design ho sentito la necessità di sfogare il lato un po' più matto e svincolato del mondo artistico, parlo del mondo artistico, quindi di esprimermi liberamente. Come nasce Artists for Pride e con quali obiettivi? Artists for Pride è nato 2 anni fa ormai, siamo giovani ma non più così tanto. È nato perché io ed Elisabetta Roncati ci siamo accorte che c'è questo buco tra l'attivismo LGBTQ, quindi della comunità queer anche estesa, e il mondo artistico. Ed è un buco che è bidirezionale, nel senso che nelle gallerie è difficile trovare tematiche come queste perché difficilmente vendibili e allo stesso tempo in Italia l'Italia e l'attivismo italiano pecca un pochino di non utilizzare il veicolo, lo strumento dell'arte, che in realtà a mio avviso è molto potente, sì. E, da qui, appunto, essendo un artista e appartenendo alla comunità, quando ho incontrato Elisabetta in una delle sue, Elisabetta di Art Nomad Milano, appunto, in una delle sue interventi, talk ad Unfair di Milano, ci siamo dette, beh, facciamo qualcosa, e quindi abbiamo cofondato Artists for Pride. È il momento di conoscere un'altra illustratrice, si chiama Serena Gianoli e le abbiamo chiesto come è nata la sua passione per questo meraviglioso mondo. Sembra un po' scontato perché lo dicono praticamente tutti gli illustratori e artisti e io fin da bambino ho sempre disegnato, sono cresciuta con il Tex d'Empire, Dylan Dog di mio padre e infatti all'inizio ho studiato scuola del fumetto perché volevo diventare inchiostratrice per la Bonelli. Poi scoprendo anche il mondo dell'illustrazione, vedendo tutte le opportunità, le declinazioni soprattutto dell'illustrazione nei vari campi, ho scelto di intraprendere di più quel campo, aggiungendo anche una formazione da graphic designer, così da avere un po' una visione molto più estesa. Il mondo dell'arte è un mondo estremamente complesso. Come si può orientare un giovane artista? Di sicuro ci deve essere sia il talento ma anche tanta determinazione. E una piccola cosa sul talento è di non aver paura di dire oddio non so disegnare, perché con lo studio, appunto, la determinazione si possono raggiungere tantissimi obiettivi. Magari una persona non sa disegnare brillantemente ma della creatività in testa o anche tramite parole riesce ad esprimere delle cose che anche con un disegno molto semplice può dare un grosso impatto. E quindi vabbè, ricerca assoluta di scuole che si vogliono fare, sperimentazione, tantissima sperimentazione, guardarsi tanto in giro perché anche in tutto quello che ci circonda naturalmente ogni giorno si può avere un input su cui partire e realizzare qualcosa e tanti corsi, tantissima sperimentazione. Qual è la città che ti rappresenta di più dal punto di vista creativo? Mi verrebbe di più da dire Tokyo, perché ultimamente a me piace un sacco sperimentare il mio tipo di illustrazione, che è ancora comunque in fase di sperimentazione, sui loro impaginati, sui loro antichi impaginati, le loro opere, sulla loro cultura, quindi mi trovo molto più spostata verso quella direzione per adesso.
Ridurre lo stress sul posto di lavoro e aumentare la sicurezza è l'obiettivo del progetto INAIL in accordo con le scuole edili del Veneto. Andiamo a conoscerlo più da vicino e conoscerne gli obiettivi insieme all'ingegner Cristiano Perale. L'obiettivo è quello di affrontare un tema molto complesso, che è quello della valutazione dello stress in un ambiente complesso come quello di un cantiere, dove molti attori partecipano realizzando un'opera complessa e in un ambiente che si modifica giorno per giorno, non è un ambiente di lavoro costante o noto, in situazioni anche ambientali, climatiche molto variabili, e questo crea sicuramente un ambiente difficile, quindi stressante per il lavoro. Questo tipo di analisi è fondamentale perché aiuterà tante piccole e medie imprese soprattutto che trovano difficoltà nell'affrontare un argomento complesso e sia internamente che trovare proprio il tempo per affrontarlo, che è quello dello stress con i propri collaboratori. Quanti saranno i lavoratori coinvolti in questo progetto? Il progetto partirà direttamente dalle scuole edili del Veneto, quindi le 7 scuole edili del Veneto metteranno a disposizione i propri progetti formativi, distribuendo al completamento dello stesso un modulo appunto per raccogliere informazioni per questo progetto. 7 scuole vuol dire coinvolgere nei prossimi 6 mesi dalle 4 alle 6.000 persone. Sono 7 le scuole edili coinvolte in questo progetto insieme a INAIL. Ne abbiamo parlato insieme a Massimo Riva, che è presidente della scuola edile di Belluno. Questo progetto è nato assieme ad INAIL, che partecipano, chiaramente ci sono le 7 scuole edili della Regione Veneto, su un tema importante, sicuramente sempre molto attenzionato da parte nostra. Noi facciamo sicurezza come scuola e quindi dobbiamo cercare di attivare tutti quegli strumenti necessari per cercare di capire come poter ridurre il numero di incidenti che ogni anno purtroppo colpiscono ancora il nostro settore. Ed è questo progetto è un progetto anche ambizioso, perché cerchiamo di intercettare eventuali problematiche che possono portare all'interno del cantiere ad avere degli incidenti. Crediamo tutti che ormai le aziende abbiano dei percorsi formativi in merito alla sicurezza, sia per quanto riguarda i datori di lavoro che i dipendenti, molto importanti. A questo punto però dobbiamo iniziare a capire se quando si entra in cantiere si entra nel modo giusto, se ci sono delle problematiche da intercettare prima, e questo è un po' quello che noi vorremmo cercare di fare con questo progetto. Un progetto supportato dalle organizzazioni sindacali, ne abbiamo parlato insieme ad Andrea Grazioso. È un progetto che dà valore alla persona, in quanto lo stress del lavoro correlato può incidere sugli infortuni e le malattie professionali del lavoratore. È per questo motivo che è giusto prevenire all'interno di un cantiere, all'interno di un'impresa, perché creare un clima è indispensabile per il lavoratore e anche per tutto l'ambiente di lavoro. Un progetto che INAIL supporta e ha realizzato insieme alle 7 scuole edili del Veneto. Ne abbiamo parlato insieme ad Alice Bossan, che è dirigente dell'Ufficio delle Attività Istituzionali, Direzione Regionale del Veneto INAIL. INAIL ha deciso di investire in questo progetto collaborando con le 7 scuole edili del Veneto perché da sempre quello delle costruzioni è un settore che interessa l'istituto per i numerosi rischi che lo interessano, e ha trovato interessante lo spunto di andare ad indagare un aspetto meno noto e meno tipico, cioè quello del rischio psicosociale da stress lavoro correlato. Ma in che modalità concretamente parteciperà l'INAIL a questo progetto? INAIL parteciperà concretamente al progetto sia dal punto di vista tecnico, valutando gli strumenti posti in essere, sia dal punto di vista amministrativo, collaborando nella gestione e nella diffusione dei risultati del progetto, sia dal punto di vista finanziario con un contributo economico. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi con il lavoro a 360 gradi. Dedicati ai tuoi occhi.
la tua squadra, la tua scelta. A Verona, Benetti Ottica, da sempre. Direttamente da Napoli, dal forum Presbiopia, arriva a Verona il premio Eccellenza. Lo riceve Claudio Aldegheri dell'Ottica Benetti, al quale abbiamo voluto chiedere perché questo premio, ma soprattutto come nasce l'attività imprenditoriale Benetti Ottica, che compie proprio 40 anni in questo 2024, e capiamo qual è stata l'ispirazione, ma soprattutto la storia di questo grande gruppo. Allora, per me l'eccellenza va oltre il concetto di perfezione. È onestamente una combinazione, è un impegno costante, è una passione ed è una ricerca delle qualità che in ogni cosa che faccio. Significa mettere il massimo sforzo e la dedizione in ciò che mi interessa, cercando poi di superare le aspettative e migliorare continuamente. Ottica Benetti nasce nel 1984, da un'intuizione di Antonio Benetti, che ha visto in Claudio e Patrizia due personaggi che potevano sviluppare questo settore, e nel tempo si è dimostrato tale. E poi dopo qualche anno abbiamo sviluppato e abbiamo aperto il nuovo negozio X-Vision, che era tendenzialmente occhiali da sole, e poi l'anno dopo, successivo, abbiamo creato anche nel centro storico di Verona l'Occhio, che è un po' il fiore all'occhiello del centro di Verona. Perché avete deciso di non aprire altri punti vendita? Non abbiamo seguito la massa, onestamente, perché crediamo che pochi punti ben seguiti siano molto più importanti e possano dare un risultato all'utente finale molto più importante. Che cosa significa qualità del servizio? L'abbiamo chiesto a Claudio Aldegheri, optometrista. Allora, secondo me questo premio eccellenza è dato anche alla coerenza, alla serietà, all'impegno costante, e alla passione e alla ricerca in tutto quello che faccio e che facciamo. E la professionalità è una delle cose fondamentali, è il cardine di tutto quello che facciamo e ci dà la possibilità di mantenere una coerenza e uno standard etico molto alto. Per etico intendo rispetto verso le persone, rispetto verso le aziende e rispetto verso l'utente finale. Deve essere concepito come soluzione non legata alle cifre, non legata all'abbassamento dei prezzi, ma legata a quello che è la soluzione ideale per ogni utente. Claudio Aldegheri, optometrista, anche tra i fondatori del gruppo Visione Indipendente, un gruppo di optometristi da tutta Italia, assolutamente indipendenti, che lavorano per il benessere visivo. Ma capiamo più da vicino di che cosa si tratta, sempre naturalmente insieme a Claudio Aldegheri. Come gruppo Visione Indipendente siamo un gruppo che ricerca continuamente delle soluzioni ideali, delle soluzioni innovative e delle soluzioni che siano a passo coi tempi, dando spazio a tutte quelle parti che non sono concepite normalmente nel nostro mondo, ma che sono ad esempio gli acromati, che sono tutti quei pazienti o tutti quei clienti o tutti quegli utenti che hanno delle problematiche particolari e diverse ai quali bisogna dare delle risposte concrete, delle risposte molto tecniche e tecnologiche. È il momento di parlare con le nuove generazioni e in particolare con Filippo Aldegheri, optometrista, al quale abbiamo chiesto: hai visto sempre i tuoi genitori lavorare nel mondo dell'ottica, in che cosa secondo te sono stati precursori? Sicuramente sono stati dei precursori nell'utilizzo di strumenti ad alta tecnologia per poter dare correzioni sempre più performanti, sempre più precise all'interno dei nostri centri, e sicuramente sono stati dei precursori anche sull'utilizzo di montature che andavano fuori dall'ordinario, da quello che era, diciamo, un fast fashion, uno standard, ma proponendo montature innovative e sempre marchi più di nicchia, più nuovi, più particolari. E sono stati anche molto attenti a quella che è la cura del cliente,
Quindi noi diciamo sempre che cerchiamo nei nostri negozi di trattare i clienti come vorremmo essere trattati noi in un altro negozio, quindi cercando sempre di seguirlo a prescindere da quali siano le problematiche per cercare di risolverle sempre al meglio. Si chiude anche questa puntata del lavoro a 360 gradi. Io vi do appuntamento la settimana prossima puntuali per raccontarvi tante novità dedicate al mondo del lavoro. Non mancate perché io vi aspetto.